Ed ora ci trasferiamo ad Aiello che oggi ha celebrato la festa delle Meridiane. A seguire le immagini del travolgente musical Notre-Dame de Paris. Aiello, ovvero il paese delle Meridiane. Nessun altro comune in Italia ne conta di più in rapporto al numero degli abitanti. Qui gli orologi solari sono una passione recente che si sta affermando come una nuova tradizione. Prova ne sia il fatto che oggi, per la festa delle Meridiane, Aiello ha ricevuto la visita di turisti dalla Lombardia, dall'Austria e dalla Germania. L'orologio solare è essenzialmente un fatto di cultura, implica conoscenze storiche, geografiche, matematiche e astronomiche, anche se ciò che più colpisce l'occhio del visitatore è il suo aspetto artistico. Ad Aiello ce ne sono di bellissimi, realizzati dopo ore e ore di lavoro certosino. Colorano le pareti delle case, richiamano l'inesorabile fluire del tempo, rasserenano lo spirito con messaggi singolari. Senza sole taccio, il sole illustra la nostra età, la vita è fatta di sole.